Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Dopo un'eternità sono riuscito a sbloccarmi un attimo e a riprendere un po' di voglia di andare in montagna. Che stronzo! Ebbene sì, dopo 5 mesi mi ritrovo qui a cercare di capire come si apriva un video. Scusatemi la lunga assenza, ma ho avuto bisogno di staccare la spina da social, montagna e da tutto il resto, che poi in realtà non è del tutto vero, qualche uscita l'ho fatta, ma senza il pensiero, il peso di portarmi via appunto videocamere, registrare, fare tutto. Ho avuto proprio bisogno di staccare. Quindi ciao ragazzi e bentornati a tutti in questo nuovo video. Questo alle mie spalle è il piccolo ometto di vetta del Monte Messer. Oggi siamo in Alpago e siamo partiti da Pianformosa, passando per il bivacco Toffolon, escursione che in parte abbiamo già fatto, e anzi escursione che ho già tentato almeno 4 volte. Questa è la quarta appunto, ma finalmente oggi ho trovato delle condizioni e della compagnia che ha reso possibile appunto il completamento del tutto. Durata totale della nostra salita circa 3 ore e un migliaio di metri di dislivello, nulla di estremo, ma è stato un buon rientro. È stato un buon ritorno e comunque poi come tutto quello che è qui in Alpago non sottovalutatelo, perché tendenzialmente sono tutte così belle in piedi, ma boh, mi godo un attimo il panorama e vi auguro una buona visione. La cima del monte Antander, bellissima. Adesso andiamo al bivacco Toffolon e qui il buon Max che procede. Speriamo sia la volta buona, caro Messer, oggi. Dai che ci siamo quasi, raga! Bella qua.
Grande Bonnie! Ah, Super Max, guarda che vuoi farmi un piercing, una tracheotomia al volo, esatto. È che sei su ormai. Che spettacolo, cazzarola. Finalmente ti ho preso, cazzo. Bello, bello, bello. Bello, bello, bello. Bella Max! Mostra il panorama qua, ragazzi. Guarda che panorama. Sempre, a parte che quando dovete venire via e trovare un panorama così, chiamatemi perché sono il numero uno. Numero uno. Guarda che Qua cosa che te vede? Cima nebbione. Sì, dopo che ne Cima nuvola. Nel lago di Santa Nebbia. Più giù. Cima nebbiai. Un po' più a destra da là. Bella comunque per la salita, grande. E poi Albi che conosciuto sulla strada, su insieme, grande. Che spettacolo comunque, per fortuna almeno la vista da qua è qualcosa di figo su Barcis. Qua sotto si intravede il bosco del Prescudin con Villa Emma. Lì dietro vabbè con l'action cam non si vede un cazzo, ma c'è il bivacco Pastore e tutto il resto è di bello. Guarda anche il primo temporale là a destra, dopo il secondo qua a sinistra. E in altri ora adesso fa come il vento. Sì. Sempre più nuvolo, per cui prima di beccarci la pioggia scendiamo e intanto rifacciamo le crestine, almeno appunto da evitarla nella parte un po' più delicata del percorso, quindi ci vediamo un po' più in giù. Siamo fuori dalle parti croccanti, adesso siamo praticamente di nuovo in Forcella Santander, praticamente qui sotto, e voi non lo riuscite a vedere ma non so se riesco a zoomarvelo, però lì avanti in mezzo c'è il campanile di Valmontanaia. Siamo riscesi al bivacco Toffolon, gente che usa il bivacco, va via, lascia aperte le finestre, ci pensiamo noi. Da un sistema di chiusura un po' arcaico, ma almeno non si apre con l'aria. Boh, vabbè. Devo dire che è stato bellissimo tornare in montagna. Da quest'inverno, quando ho fatto il corso appunto alpinismo invernale, ho fatto ben poco. Poi ho scelto di imparare a sciare, quindi ho cercato di portare avanti questa cosa dello sci per approfondirla, per imparare, per assimilarla. Buongiorno, stai studiando? È sua memoria. Ho scelto di riprendere un po' anche la bici. Non so perché non sentivo il richiamo della montagna più di tanto. Ho fatto 3-4 uscite, comunque è stato con un dislivello abbastanza consistente, però non me ne ero godute tantissimo. Oggi per la prima volta dopo tanto in montagna sto veramente bene. Spettacolo. E anche se il tempo è questo, però veramente non mi interessa niente. Non mi interessa proprio niente. Sono esattamente nel posto in cui vorrei essere, sono contento e basta.
Massacra lo scarpone. Pesantissima. Wow, un ghiaione, bello. E adesso? Se non mi ricordo male, di solito queste fine le camminate con queste fea. Aspetta, con la B forse? Con la Con la bionda. Bionda, Bionda, sì, bionda, la bionda, venga la bionda, venga c'è la bionda. Esatto. Oh, sì. si ricorda ancora, Un po' arrugginiti, ma... Ma siamo... Vieni in mente ancora. Ci viva al Monte Messera allora. Mi ero dimenticato di chiudere il video. Sto rientrando a casa. Giornata oggi veramente top, che mi mancava un sacco, con una persona che mi era mancata un sacco e che ringrazio ancora. Infatti era Massimo, per me è sempre stata un'ottima compagnia, un ottimo amico. E niente, spero che questo ritorno vi sia piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi al canale e noi ci vediamo a un forse prossimo video. Ciao!